Un'esperienza di alternanza scuola-lavoro in Sicilia nei campi sottratti alla mafia e il coraggio di imprenditori siciliani che non hanno ceduto alle intimidazioni. È lo straordinario incontro che ha visto protagonisti gli studenti del Davigo Nicoloso d'Arecco. Ascoltando i testimoni e lavorando i terreni hanno capito le difficoltà della lotta alla criminalità organizzata. Abbiamo avuto l'occasione di conoscere persone straordinarie, siamo rimaste colpite dal loro coraggio, da lì la voglia di capirne di più. Come dico sempre, siamo diventati tutti un po' più grandi, mi ci metto dentro anch'io, siamo più critici, cerchiamo di non chiudere gli occhi, di non girare la testa dall'altra parte e speriamo che le persone che abbiamo incontrato ci abbiano trasmesso un po' del loro coraggio. I ragazzi hanno raccolto le loro impressioni nel volume Consapevoli del nostro futuro. Il coraggio di chi combatte la mafia e di chi si impegna a compiere scelte mature potrà essere così divulgato. Sicuramente abbiamo imparato che cos'è il servizio quello vero, fatto senza nessun tipo di compenso indietro. Ho imparato che bisogna riuscire a rinunciare, diciamo, all'egoismo di pensare prima a noi stessi. Mi sono resa conto che ci sono molte cose che non vanno, di cui non siamo consapevoli, che facciamo probabilmente finta di non vedere. Un consumo critico, quindi provare a capire che cosa c'è dietro e a attuare delle scelte, anche se difficili e magari dannose, possiamo provare a combattere questo fenomeno. Il coraggio degli imprenditori è quello che dà speranza a proseguire, nonostante le mancanze delle istituzioni, l'omertà e le gravi difficoltà a resistere. Francesco Billeci e Nicola Clemenza hanno raccontato a Sori il loro dramma personale, ma anche il desiderio di lottare a testa alta. Fondamentalmente l'arma della mafia è la paura, l'arma dell'antimafia è il coraggio, ma se vogliamo il coraggio di essere normali, come prima hanno detto i ragazzi, perché una società civile non ha bisogno di eroi, ha bisogno di persone normali. Ahimè, penso che quando si ha bisogno di eroi forse dobbiamo fare ancora un po' di strada.